ecco vedi, e sentite fa sti disastri qua in sala, ma ti pensa se mi mettiamo in cucina che non insegniamo a cucinare un uomo, ti insegniamo a cucinare. Stai zitto, figurati, si cucina con gli occhi la roba, Nicola. Sì? Si cucina con gli occhi. Chi ne sa cucinare, sa cucinare cosa? Ma se non cucinare, neanche gli spaghetti non ti sa cucinare in cucina. Non so il baccalà. Il baccalà che sa cucinare? Il baccalà. Ma diciamo come si cucina il baccalà. Spieghi signori, tutti lo sappiamo per il baccalà, no? Chi è che non sa cucinare il baccalà, signore? Allora se ciapa il baccalà, no? Sì. Allora, poi abbiamo dei signori di Vicenza, guarda che abbiamo dei signori di Vicenza. Signori di Vicenza, il baccalà si fa così, allora. Vediamo cose. Che lo metti in acqua corrente. In acqua corrente? In acqua corrente, 2 o 3 giorni dentro l'acqua su bel baccalà. Su bel baccalà. E te cambia carattere. Poi cambia l'acqua perché così dava via quell'odoraccio, no? Quel gusto strano. Passati questi 3 giorni. Passati 3 giorni. Te tira fuori il baccalà. E dopo? Te lo coppa. Cioè non capivo. Ho dovuto servirlo lì. E se era già morto il baccalà, caro. E se era già morto? Ma le robe dell'altro mondo. Ma mi voglio sapere come ti fai. Voglio vedere come che si comporta. Cameriere! Voglio essere qui un commensale per vedere come ti comporta. Cameriere! Prego, signore, buongiorno. Una mosca nel piatto. Gliela porto subito, signore. Ma scusa, mi prepara in maniera di dire che prima che te la più finale, no? Sei pulito! Cosa ci fa la mosca qui nella minestra, voglio sapere? Ah, esiste anche, si direbbe che nuota, è anche bene, la stile addirittura. Mi sembra proprio bene, complimenti. Ma fammi un piacere. E se uno vuole ordinare la minestra? Adesso facciamo che arrivo io. Vediamo. Buongiorno signore. Buongiorno. Come hai trovato la bistecca? Per caso lo devi una patata. Devi la porta così fuori. Non sta toccando sul vivo, Dai, dimmi il menù del PHR, dai. Dai il menù del PHR, dai. Allora signore, abbiamo oggi per cominciare un 1000 foglie di baccalà nel dinosauro della grassa d'acito balsamico, la dico 3 quarti di chorizo, una croccantezza di montaggio stravecchio, piccole pelle di sottofusto, di cazzo, misticante profumi di mare del nord, risotto con... Ma cambiate le piatole! Non risultano qui in cucina se vuole. Guarda, per il piacere, guarda, per il piacere. Non sta proprio così. C'è la vergogna da... Stavolta ti ho brincato. 1, 2, 3, adesso voglio vedere cosa... Facciamo un esercizio, tra poco arriverà il primo. Voglio vedere cosa... Beh, tu devi sapere... Ecco le date mostra il microfono. Dai, che vedo, Tu devi sapere, a seconda della fisionomica, sì, cosa mangia. Questa signora. Guarda, questo incanto di signore. Cosa mangia? Ma scherziamo. Un professionista come me, le porto subito un risotto di zucca, sarda alla bellunese, porcini stufati, profumi di rosmarino, bagnato da un ottimo Chardonnay Bosco del Merlo. Devo farmi morire qua! Cosa gli daresti alla signora? E porta la marmita del versi su Venezia uguale, lei a posto? Mamma mia! Ma lì fiascato andante, signora, lei a sua morte? Scusi signora, ha fatto scuola di troglodismo. Guarda, questo è il tanto di guarda, questo è il giorito con tutto del cielo. Dove è andato l'altro? Enrico Managa il marito, si vede? Guarda, secondo te? Dai, troppo facile. Voi sapete, guardate gli occhi, il sorriso di questa meravigliosa signora e voi capite cosa mangia veramente di gusto. Come fai a non portare un consumé di porcini bagnato da un ottimo Terollego annata 2006? Scusa, vieni. Cioè uno così, ma conta che porta un bel coso di stracuide magro, con la pazzetta delle contenta per la Pasqua. La mia perdone, signora. E roba davanti, mi scusi lei, che si lamenta, dov'è? Chiamiamolo. Lei che si lamentava prima perché diceva che lui ha portato anche il vino. Digli cosa gli ha detto del vino, dai. Sì. Sa un po' di capo. Ha salitato? Ecco, e fa anche il figaleo con il tassamento. Vai. Scusami un attimo Gustavo, quella che sembra una porta, ha la vetrata? Ah no, si passa di là. Si passa di là, sì. Ha detto che sa da capo questo signore. Posso pugnare un attimo? Lui porta il vino che sa da capo. Allora, io dopo anni che lavoro che faccio il sommelier, ho vinto